Questo evento che organizzo da tanti anni è sempre stato un ritrovo tra vecchi amici, particolarmente adesso effettivamente tra vecchi amici, perché della vecchia guardia ce ne sono molti ormai, ed è la gioia di ritrovarsi attorno a dei piatti tradizionali che fanno riassaporare quello che erano le tradizioni delle nostre aie e delle nostre case contadine. Poi se i commensali hanno parlato anche di politica io non lo so, ma non è da descrivere come un incontro politico, ma un incontro, diciamo, goliardico tra amici. Si sa che spesso le alleanze migliori si fanno a tavola. L'occasione della Magna Porcazio, lo storico pranzo organizzato da oltre 30 anni dall'ex presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato sabato scorso in un ristorante a Campo San Martino, quest'anno ha riunito molte figure di spicco del centrodestra, del passato e del presente. Un passato che ancora dopo anni non perde occasioni di criticare il presente, se quando a farlo è Giancarlo Galan, ritornando in società e affermando che in 15 anni Zaia non ha fatto nulla, il convivio al sapore di un Amarcord targato 2009. Sono anche in politica, io credo nella filosofia del Vico e questo sta dimostrando che quell'ipotesi è vera. Allora si parlava di un cambio di guardia, adesso se ne parla di un altro, cambiano i nomi ma diciamo il teatrino è lo stesso. Nel 2009 l'era Galan si stava chiudendo, il 2010 alle regionali il Veneto da guida Forza Italia passò a guida leghista con Luca Zaia. 15 anni dopo, ago della bilancia dei rapporti all'interno del centrodestra, è ancora una volta la figura da candidare a governatore e le ambizioni di Fratelli d'Italia che si scontrano con una Lega che sotterra i personalismi in favore della comune battaglia per far ricandidare Zaia o un proprio esponente. Al tavolo del pranzo organizzato da Ruffato, accanto a Flavio Tosi e Luca De Carlo, è spiccata l'assenza del segretario regionale del Carroccio Alberto Stefani e del sindaco di Treviso Mario Conte. Ce n'erano comunque dei leghisti, c'era anche l'assessore Roberto Marcato, c'era il vicepresidente della provincia Canella, ce n'erano anche degli altri. In ogni caso, insomma, ognuno ha espresso la sua opinione relativa ai fatti recenti della politica regionale, compreso anche il presidente Galan, l'ex presidente Galan, che credo abbia un conto forse aperto nei confronti del presidente Luca Zaia. La Lega rimane nella posizione della richiesta del terzo mandato per il presidente Zaia e la richiesta di confermare il buon governo della regione da parte di un presidente della Lega.